Santa Maria di Sala nel veneziano l'incontro organizzato dalla Confapi tra le molte imprenditrici donne e la ministra per le pari opportunità Elena Bonetti. Ivana Gornik. Ospite d'onore la ministra alle pari opportunità e famiglia Elena Bonetti all'evento organizzato dalla Confapi Venezia e Rovigo per raccontare e far conoscere una realtà frizzante in piena crescita come quella dell'imprenditorialità al femminile del veneziano e porre così all'attenzione istituzionale alcuni temi di enorme attualità. Spesso le più maschiliste siamo proprio noi, però diciamo che ho l'impressione che stiamo andando nella direzione giusta e che stiamo cambiando un po' atteggiamento e quindi noi donne cominciamo a collaborare un po' di più e abbiamo visto che la collaborazione tra donne funziona moltissimo. Il governo con forza ha deciso di investire per sostenere l'imprenditoria femminile, per sostenere i percorsi di valorizzazione nell'ambito lavorativo delle donne. Lo facciamo con la strategia nazionale per la parità di genere, con i finanziamenti inediti del PNRR e ovviamente con la grande riforma del Family Act, oggi legge dello Stato, che per la prima volta decide di investire nel ruolo delle donne. Il luogo dell'incontro, la sede di un'azienda di verniciatura a liquido gestita da due sorelle, Silvia ed Elena Pegoraro. All'inizio non è stato semplice, lo ammetto, però poi con il tempo io ho accumulato la mia esperienza e anche la fiducia dei fornitori e dei clienti e un po' alla volta adesso appunto la gestione è prettamente femminile perché oltre a me e mia sorella come socie abbiamo 3 donne in amministrazione.